Un infarto, una morte naturale. Il colpo di scena è arrivato poco dopo le 13. A dare le prime notizie l'anatomopatologo Alberto Furlanetto al termine dell'autopsia sul corpo di Alessandro Sartor, il caporeparto di 45 anni, morto durante una rissa fuori dalla locanda al Bachero. La causa della morte non è attribuibile a lesioni traumatiche. La svolta su un caso che ha profondamente colpito due comunità, quella di Cison di Valmarino, comune della vittima, e Farra di Soligo, dove abitano i fratelli Stella, accusati di omicidio preterintenzionale e ieri scarcerati dopo 2 giorni in cella a Treviso. Dopo il primo esito dell'esame autoptico si è mossa subito la procura. La procura si è già determinata sulla base di questo esito comunicato ufficialmente per richiedere al giudice la revoca delle misure cautelari applicate. L'ultima parola sulla revoca delle misure spetta al pubblico ministero. Intanto continueranno le indagini anche per vagliare le testimonianze rese quella notte e saranno visionate soprattutto le immagini delle telecamere. Noi adesso dovremo completare l'attività di indagine e vedere se le testimonianze che sono state rese trovano riscontro oggettivo, per esempio nei filmati. È materiale che dovrà essere ancora valutato e attentamente valutato. Poi si vedrà, può darsi che anche nella concitazione non siano stati percepiti e ben descritti i comportamenti, ma per adesso voglio dire è prematuro, questo dovremo verificarlo. Una rissa nata probabilmente per futili motivi ed una morte che ormai è certo sia dovuta ad un problema cardiaco. Per ora sappiamo che la morte è dovuta a cause naturali e che non ci sono lesioni traumatiche, che un eventuale, come dire, colpo avrebbe dovuto lasciare sul corpo. I due fratelli, bersaglio di minacce e di insulti sui social, hanno sempre dichiarato che il 45enne sarebbe caduto a terra all'improvviso da solo. Il risultato di oggi è un punto a loro favore, anche se rimangono indagati. Il procedimento è pendente, resta aperto, dovremo aspettare il deposito della consulenza, questo è un anticipo finalizzato anche al seppellimento del corpo. E poi vediamo come evolve l'attività di indagine. Si attendono ora i risultati di ulteriori esami effettuati sul corpo della vittima.